adesso io comincerei dando la parola a Paola, direi, ti farei iniziare così. Paola è dell'Osservatorio del Turismo Regionale Federato del Veneto, quindi è bene che inizi tu e ci racconti dal tuo punto di vista, per la tua esperienza, che cosa sta succedendo, cosa state facendo. Hai bisogno di questo? Sì, esatto. Eccolo qua. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Allora, appena attendo magari il caricamento delle slide. Eccole qua. Grazie, perfetto. E appunto oggi l'obiettivo è un po' quello di ripercorrere molto brevemente quello che può essere un po' la presentazione, diciamo, dell'Osservatorio del Turismo Regionale Federato, che insomma sicuramente tutti di voi hanno già visto ed è stato appunto presentato in modo più approfondito anche nelle edizioni precedenti. Oggi appunto l'obiettivo è proprio quello di fare anche un passo un po' in più e andare a vedere quali sono appunto le sfide e le opportunità anche rispetto appunto ai temi che ci legano e conducono tutta la discussione del pomeriggio. L'osservatorio nasce appunto come strumento della programmazione strategica regionale 2018-20 e da allora rimane proprio al centro della programmazione strategica regionale e lo è tuttora, proprio in una logica data driven e quindi partendo dal presupposto che conoscere appunto il fenomeno per poter programmare. L'osservatorio è appunto proprio nella sua logica, per il suo modello federato, prevede appunto un network ampio di stakeholder territoriali, all'oggi 47, e partendo appunto da Unioncamere del Veneto, Regione del Veneto, poi va a coinvolgere tutte le 17 OGD del Veneto, ma anche università, centri di ricerca, tutto il mondo delle imprese appunto con le categorie e altri attori anche di tipo economico, molti altri. Tutti questi soggetti hanno un ruolo importante, nel senso che sono allo stesso tempo fruitori e fornitori di dati, quindi potenzialmente possono mettere diciamo a disposizione dell'osservatorio e quindi andare ad implementare i suoi contenuti con ad esempio report, approfondimenti, focus, fasi sperimentali che appunto portano avanti nelle loro realtà diversificate, e questo va ad arricchire anche proprio quella che nell'osservatorio troviamo essere diciamo l'area documentale dell'osservatorio. Cito un po' come caso anche un po' su tutti ad esempio l'indagine congiunturale trimestrale che Unioncamere porta avanti appunto con le imprese turistiche. Il vero poi cuore, diciamo, operativo dell'osservatorio resta sicuramente la dashboard interattiva e teniamo conto che sono entrambi, quindi sia area documentale che dashboard, hanno una metodologia completamente aperta, accessibile, quindi senza aree riservate, quindi tutti i dati sono pienamente consultabili. Questo è un'immagine appunto presa dalla piattaforma dell'osservatorio, dalla parte dati e indicatori, che immagino per molti di voi, forse tutti, sarà anche molto familiare, ed rappresenta quelli che sono appunto i tools e i KPI disponibili oggi. Quindi passo in rassegna veramente molto velocemente. Quindi abbiamo tutta la parte di arrivi di dati relativi al movimento turistico, ovviamente restituiti in data visualization, quindi anche in modo abbastanza intuitivo e grafico. Ci permette di leggere appunto il movimento sia in annuale, su base diciamo su serie storica, per mese e per nazionalità. Poi tutta la parte diciamo che viene dalla collaborazione con Datapil, faccio seguito appunto all'intervento di prima di Mario Romanelli, quindi abbiamo una serie di indicatori che non solo ci danno un termometro di quello che è il sentiment, quindi il grado di apprezzamento della destinazione nel loro complessivamente, ma anche per singolo comparto, ma ci permette, ci permette anche di andare a leggere ad esempio come è percepito il livello qualitativo dell'offerta turistica anche in momenti ad esempio di più pressione, quindi di flussi più importanti, quindi destinazioni o comparti che possono rispondere meglio appunto a seconda del contenuto delle tracce digitali, del volume delle tracce digitali. E poi tutta la parte appunto dedicata all'analisi semantica che ci fa appunto notare quali sono gli aspetti
appunto più apprezzati di una destinazione, di un comparto, e quali aspetti invece hanno un margine di miglioramento. Ed è un indicatore come dire, molto importante, fondamentale per andare a completare tutta una serie di indicatori che hanno un occhio molto più quantitativo e vanno invece a completarlo dal punto di vista qualitativo dell'offerta turistica. A seguire abbiamo appunto il tool di H-Benchmark, quindi con i dati di occupazione sul consolidato e previsionali, ma anche tutti gli indicatori, diciamo, economici più importanti a livello di hospitality, nonché appunto canali di vendita e nazionalità. Infine, la parte di, grazie alla collaborazione con Mastercard, il nostro focus sulla spesa di turisti ed escursionisti, quindi attraverso la spesa media possiamo vedere anche il suo andamento, quindi nel tempo presso la destinazione, magari fare dei particolari focus di indagine in particolari momenti per noi più interessanti, per vedere ad esempio l'impatto di eventi sul territorio, ma vedere anche come si comportano i vari mercati, pur anche se con una dovute attenzione, diciamo, nella lettura, perché alcuni comportamenti vanno ad influire magari una predilezione nell'uso della moneta elettronica o meno. E infine appunto la spesa per categoria merceologica, quindi dove sostanzialmente i nostri turisti e visitatori vanno a spendere, quali sono i comparti più spendenti. Ecco, quindi questi sono i nostri indicatori all'oggi e insieme appunto a tutte le informazioni che ci arrivano dall'area documentale rappresentano un po' la nostra cassetta degli attrezzi all'oggi, che è un oggi appunto tempo presente, che non è detto che possa appunto evolversi e avere appunto anche delle modifiche, degli adattamenti in futuro. Ma la cosa importante che vorrei sottolineare è che appunto al di là del numero di tools di cui appunto l'osservatorio si dota, la sfida per noi, secondo noi molto importante, è quella appunto di cercare di far dialogare questi dataset in modo sempre più intelligente. Quindi soprattutto negli ultimi mesi abbiamo cercato di diciamo, dare un perimetro a quelle che sono un po' le sfide ritenute aperte, e di queste alcune sono state appunto anche con piacere già menzionate da alcuni relatori che mi hanno preceduto, quindi vuol dire che c'è una sorta di allineamento anche su questi temi e appunto le prime tre sfide che vado a menzionare riguardano più delle caratteristiche, diciamo, oggettive dovute all'eterogeneità dei dataset che abbiamo a disposizione, mentre l'ultimo è una sfida un po' più di carattere strategico. Andando con ordine ci troviamo di fronte quindi a dataset che hanno un'aggregazione territoriale differente, quindi a livello, in OTRF abbiamo alcuni dati che ci vengono aggregati per STL, quindi i dati di movimento turistico, ma abbiamo anche dati come appunto Datapill e Mastercard che ragionano su OGD e altri ancora come quelli di H-Benchmark che appunto lavorano per cluster tematici. Abbiamo inoltre diverse granularità temporali, quindi non solo dati che vengono come dire, aggregati per mese o per settimana, ma anche dati che vengono restituiti con tempi diversi, quindi il dato di Datapill o il dato di H-Benchmark sappiamo che abbiamo una restituzione abbastanza real time, dati invece che hanno bisogno, come appunto arrivi e presenze o dati appunto Mastercard, hanno bisogno di un tempo di lavorazione prima di uscire, quindi sappiamo di avere quel gap prima della chiusura, come dire, del mese di analisi. Appunto il terzo punto relativamente all'eterogeneità dei dataset riguarda anche la rappresentatività. Sappiamo che ci sono dati che appunto riguardano, come dire, che afferiscono appunto a dati statistici, ma tanti altri sono appunto dati che ragionano su un campione e a loro volta i campioni hanno diverse nature, hanno diverse metodologie di raccolta del dato e quindi ci restituiscono, diciamo, una parte del tutto. E l'ultima sfida aperta è sicuramente quella della governance multilivello, che è un tema che, come dire, è anche più ampio rispetto all'osservatorio, ma che poi ha un riflesso molto diretto. Quindi
preme capire, ecco, come in una logica appunto di governance multilivello deve essere chiaro il ruolo di ciascuno, quindi nei vari livelli, regionale, di destinazione o eventualmente anche di sottoambito di destinazione, il chi fa cosa per evitare duplicazioni, diciamo, di sforzi e di economie. Quindi per riagganciare un po' il tema così conduttore del pomeriggio, quindi anche come è il nostro sguardo relativamente all'intelligenza artificiale, da un lato stiamo raccogliendo in particolare nell'ultimo anno diversi spunti da quelle che sono le potenzialità applicative che stiamo recependo su vari contesti in cui siamo stati coinvolti, e ce ne sono di veramente molto interessanti. Chiaramente dobbiamo cercare di metterle a terra relativamente a delle nostre direttrici e che abbiamo cercato di riassumere così. Quindi un dato che vuole cercare di essere sempre più leggibile, cioè perché il dato possa essere a servizio, quindi a supporto di una strategia generale, deve assolutamente valicare l'interpretazione, e quindi passare da questo mosaico un po' di informazione ad una visione integrata. E poi un dato che non ci dimentichiamo, che più riesce ad essere tempestivo e più riesce ad essere efficace, non solo in termini di comunicazione, ma anche proprio decisionali. Un'analisi che possa andare sempre più verso, l'hanno già detto insomma anche in altre occasioni chi mi ha preceduto, ma appunto andare sempre più nella logica del forecasting, quindi della previsione, e non solo guardando lo storico, quindi tracciando, come dire, l'evoluzione dello storico, ma anche tenendo in considerazione quelli che possono essere dei fattori esogeni, quindi imprevisti, che possono andare ad impattare e dare dei cambiamenti agli scenari. Ultimo ma non ultimo, ho lasciato per apposta, diciamo, in chiusura la parte relativa alla governance, perché volevo chiudere anche un po' con un punto fermo. Cioè, per noi la governance è assolutamente al centro, nel senso che dà proprio il vero senso, ecco, all'osservatorio, però è un senso che vuole, cioè che lo vede su un diciamo rapporto bionivoco, quindi a doppio senso. Da un lato sicuramente l'AI può essere a supporto di tutto quello che, diciamo, può fare la governance, quindi utilizzare un dato, ma sappiamo anche che allo stesso tempo deve essere a monte. Chi si occupa di AI ci sottolinea continuamente di quanto l'utilizzo sia più efficace solo se a monte c'è una governance chiara, una strategia chiara, quindi dare un indirizzo appunto chiaro, per cui partire dal nostro punto di vista da una governance per poi utilizzare l'AI per appunto poter mettere a disposizione un dato più leggibile, tempestivo e quindi anche previsionale, e che possa poi ritornare ai decisori, alle DMO, per poter usare quei dati e questi dati e queste analisi e farne una vera leva di governance. Grazie. Grazie Paola. Lascerei la parola a Stefano Taddio, Promo Turismo FVG, quindi partiamo da un approfondimento su un caso regionale, poi facciamo un saltino a Bologna. Buongiorno a tutti, mi sentite? Sì. Ok, bene, buongiorno a tutti. Allora, molto è stato detto, infatti ho modificato un po' la presentazione, ho deciso di andare un po' più a braccio perché molte delle cose sono state... No, ma giustamente condividiamo molti dei dati, quindi molte delle cose alla base di tutto sono le stesse, quindi per questo ho provato a rivedere un attimino le idee. Noi nasciamo come progetto quasi 4 anni fa con un'idea un po' utopistica di creare un resort Friuli Venezia Giulia, quindi una tessera per entrare dappertutto. Bello, fantastico sulla carta, difficile da fare, però questo ci ha portato a iniziare a mappare le fonti dati, tutto quello che avevamo, a prendere questi dati e a pulirli. Un'altra cosa molto complessa è a creare un data lake, e siamo arrivati alla creazione di questo data lake, e con questo data lake in mano ci siamo detti perfetto, adesso cosa facciamo, visto che il resort forse ci vorrà ancora qualche annetto per arrivarci. L'idea è stata quella di andare verso un osservatorio, e quindi abbiamo iniziato a intraprendere questa strada che
purtroppo ha subito qualche rallentamento, se no vi avrei mostrato qualche slide volentieri, ma ci ha permesso di testarlo molto sul territorio e di provare a capire con il territorio quali erano le esigenze. È andata bene, la fortuna ha voluto anche che tutte le cose negative si potessero risolvere con l'AI, che nel frattempo era diventata meno costosa e quindi si poteva applicare ai nostri dati, e abbiamo deciso di lavorare su 3 principali pillar, che sono quelli che abbiamo visto come 3 difficoltà nella presentazione al territorio dei dati e 3 necessità che avevamo, soprattutto, come forse molti di voi sanno, facciamo tanti grandi eventi come il Veneto, e sapere questi grandi eventi come vanno diventa ovviamente quanto mai necessario anche per dire dove mettere il denaro che gestiamo. Quindi il primo punto su cui siamo partiti è stato il problema della democratizzazione del dato, nel senso che se parliamo fra di noi un dato di una piattaforma qualsiasi può sembrare abbastanza facile, intuitivo. Non è sempre così, se parliamo fra di noi siamo tutti più o meno addetti ai lavori e quindi ci viene abbastanza facile capire di che cosa stiamo parlando. È meno semplice magari per un sindaco di un paese che fa tutt'altro lavoro, che ha tutte altre necessità e ha bisogno di parlare a questi dati e non può solo leggerli, perché leggerli gli diventa complicato. Quindi l'idea è quella, come è stato detto, di renderli pubblici ma anche leggibili a domande semplici, domande che una persona può porre per avere immediatamente una risposta che gli dia un trend di quello che sta succedendo in quel momento. E la seconda parte è quella invece di organizzare questi dati, perché ovviamente quello che dicevo prima, una complessità è stata prendere dati complessi e disaggregati e cercare di normalizzarli, metterli insieme, dargli una forma. Questa cosa che impiega molte ore uomo, un'intelligenza artificiale la può fare sicuramente in meno ore e con un po' di supervisione quasi meglio. Questo quindi ci permette di lavorare grandi mole di dati, quelle che abbiamo visto, quelle che mi è stato parlare, HBenchmark, Datapil, chi più ne ha più ne metta, Mastercard, Vodafone, e generare un data lake rapido, veloce e che possa mutare al mutare di queste fonti. Prima Edoardo citava i nuovi wearable, tutte le tecnologie IoT che verranno e che saranno alla base ad esempio delle piste da sci. Noi gestiamo anche tutti i comprensori sciistici, quindi le persone che iniziano a muoversi sulle piste da sci vengono mappate. Anche questi sono dati che adesso sono difficili da utilizzare ma che in futuro saranno parte di questi data lake, quindi avere non 100 persone che le fanno ma una AI che fa questo sicuramente aiuta molto di più a essere interconnessi e organizzati nei dati che ci servono per poter lavorare, per prendere poi decisioni, come prima dicevi, di governance. Quindi appunto, come è andato un evento, la domanda che potrebbe essere posta a una AI e che potrebbe rispondere con dei dati aggregati ma anche puliti e gestiti in maniera corretta. L'ultima parte invece è quella che, venendo dal marketing, mi è sufficientemente cara, è la predizione e gli utilizzi strategici di quello che sono questo tipo di dati. Infatti, grazie all'AI possiamo andare a utilizzare clusterizzazioni dinamiche delle persone che vengono nel nostro territorio, possiamo capire come si muovono e quindi i flussi, e possiamo andare a gestire le persone in maniera quasi real time. Questo ovviamente aiuta moltissimo a decidere in che modo muoversi, quando fare una pubblicità, dove farla, in che modo farla, dove aprire, dove chiudere. Tutto questo tipo di attività era molto complesso, farlo adesso diventa quasi semplice, cioè vedere le prime volte che si vedevano queste heatmap, queste cose qua sembrava fantascienza, adesso è una cosa che, come si diceva prima, con pochi click, diceva Mario, riusciamo ad avere heatmap e cose pronte. Questo ovviamente non era possibile prima, oppure costava molto farla. Quindi non serve più, diciamo, cercare i dati, ma possiamo dialogare con questi dati, e questo è un po' la volontà, l'idea che sta alla base dell'utilizzo dell'AI per quello che dovrebbe essere il nostro osservatorio, la possibilità di dialogare con questi dati e queste fonti dati in maniera semplice e avere un feedback semplice in base alla tipologia di utente che andrà a fare la domanda, che è la cosa principale, perché se abbiamo tantissimi dati ma non sappiamo leggerli, diventa poi che non sono fruibili, e se non sono fruibili è come non averli. Grazie. Grazie Stefano, grazie anche per la tua efficienza nell'esposizione del tuo intervento. Giovanni, Bologna Welcome, ti lascio le... Ciao, buon pomeriggio. Se anche tu puoi stare
in un tempo sufficientemente... Sì, proviamo a giocarla Vai. così. Buon pomeriggio a tutte e tutti. Giovanni Arata, responsabile dati e contenuti di Fondazione Bologna Welcome. Il compito è improbo perché siamo dopo pranzo e parliamo di cose che sono già state dette, quindi ci proviamo. Vi racconto la nostra esperienza coi dati, è un'esperienza attuata, lo faccio a casa di quelli ai quali ci ispiriamo, nel senso che l'Osservatorio regionale del Veneto è per noi il punto di riferimento e lo vedrete anche a livello di dataset che impieghiamo, oltre che di domande. La domanda di ricerca che ci hanno dato è: quale uso strutturato fate dell'intelligenza artificiale generativa per la normalizzazione di basi dati eterogenee? E la presentazione potrebbe essere finita qui, non ne facciamo ancora. Però provo a raccontarvi come lavoriamo con braccia umane e quali sfide ci si parano davanti. Anche in questo caso le sfide somigliano molto a quelle che Paola ci ha presentato prima. Ok. Quindi di che cosa parliamo? Parliamo di un sistema di intelligenza turistica che sfrutta dati di vario tipo. Ci sono dati, diciamo così, pubblici, come sono quelli Istat, poi rielaborati dal sistema regionale nostro di statistica. Ci sono dati acquistati, per esempio i dati di H-Benchmark per l'alberghiero, piuttosto che i Lighthouse per l'extra-alberghiero. Ci sono dati propri, quindi per esempio nel nostro caso i dati relativi ai tagliacode, dei semplici tagliacode che noi abbiamo nei nostri punti di accoglienza turistica, piuttosto che i dati relativi al nostro e-commerce. In virtù diciamo così, del possesso di un'agenzia viaggi interna, noi abbiamo una piattaforma di e-commerce con la quale vendiamo esperienze su tutto il territorio metropolitano e da questo ricaviamo dati su quello che succede. Qui vediamo una vista, diciamo così, delle domande che presiedono al lavoro del nostro sistema di intelligenza turistica, perché come veniva detto prima, e lo vediamo poi anche nell'ultima slide, non è che se tu hai un sistema, una tecnologia potentissima, hai delle risposte potentissime, devi fare delle buone domande. Quindi il tentativo attraverso il sistema, su 4 pillar, per noi è quello di rispondere a 4 domande. La prima è chi sono, quanti sono quelli che arrivano, allora magari i dati Istat. La seconda è dove dormono, che comportamenti di soggiorno esibiscono, allora i dati dell'alberghiero e dell'extra-alberghiero. La terza è, ok, ma quando sono qui cosa consumano, che tipo di esperienze fanno? E allora sono i dati del nostro e-commerce anzitutto. La quarta è che tipo di preferenze esibiscono, allora qui si parte con quello che è il lavoro sui nostri tagliacode e lo si va a potenziare nel tempo con dati di natura diversa. Qui dovremmo avere una vista, questa è la splash page del sistema, nella sua vista diciamo così iperuranica, quella che ci restituisce tutto, poi avremo delle tab all'interno, quindi in corrispondenza delle 4 domande di ricerca, delle tab che guardano dentro, però qui che tu sia un decision maker, quindi il sindaco, un assessore, piuttosto che il nostro direttore generale, alla splash page hai subito una vista, uno sguardo a volo d'uccello sulle principali metriche, perché vi ho detto delle domande verticali del sistema, ma ovviamente le domande concorrono a una domanda unica, che è come sta andando la destinazione oggi. Granularità diverse, quindi in alcuni casi dati accessibili con granularità quotidiana o quasi quotidiana, alberghiero extra alberghiero, granularità settimanale sul dato di vendita dei nostri prodotti, abbiamo una granularità che è settimanale, in altri casi la granularità è mensile, veniva detto di come lo diceva bene Edoardo prima, con la vendemmia ci danno i dati Istat dell'anno prima. Questa è la piattaforma oggi, adesso andiamo alla parte più, diciamo così, prospettica. A livello nostro di uso interno, c'è una parte importante ancora. Come li interpretiamo oggi? Come detto, siamo ancora alla fase artigianale, quindi dopo circa 2 anni di lavorazione della piattaforma, oggi è in piedi con un 1.1, il nostro direttore ci ha detto adesso cominciate a lavorare. Come cominciate a lavorare adesso? Sì, cominciate a lavorare perché avete messo sulla tecnologia, adesso cominciate a farmi vedere cosa ci si può fare, che correlazioni esistono. Come detto, l'assassino è che noi non abbiamo ancora generative AI, ma abbiamo 2 data analyst molto in gamba che provano a lavorare a manona sulla normalizzazione del dato e sulla restituzione di reportistica che è di tipo diverso. C'è una reportistica ricorsiva per i decision maker, quindi ogni 15 giorni con pochi indici semplici c'è qualcosa che ritorna su arrivi, presenze e vendite ai nostri decision maker. C'è un lavoro di reportistica che va per le occasioni di comunicazione
comunicazione. Molto spesso si pensa che le dashboard servano per fare comunicazione e conferenze stampa, in realtà è meno che lo step 0, però è qualche cosa che va fatto. E allora semestralmente usciamo con un comunicato, una conferenza che racconta come stia andando la destinazione, anche per fare cultura del dato. Poi ci sono tutta una serie di reportistiche che noi elaboriamo per intelligence interna, quindi per capire come su un determinato mercato, un cluster di prodotto, stiamo andando bene o male per andare oltre. Perché è importante questa roba qua? Perché la generative AI non l'abbiamo ancora, però va bene, ok, l'assassino lo dico nell'ultimo passaggio e forse sto negli 8 minuti. Sulle cose che si possono fare è già stato detto tutto prima. Quello che possiamo fare domani con generative AI non mi soffermo. Riprendo solo un pezzetto che rubo a Paola, perché Paola si è dimenticata di dirlo, ed è, se volete, l'ultimo pezzetto, cioè Paola, Stefan, voi che siete più avanti di noi come regione su questo ci dite sì, ok, ma il problema con la reportistica spesso è che per l'operatore, l'operatrice è poco intellegibile, poco, non dico poco interessante, poco intellegibile. Ok, la promessa dei sistemi di generative AI, pensate a un ChatGPT o un agentino dell'osservatorio, in ambito agentico potrebbe essere l'agentino dell'osservatorio, è in grado di dare ad ogni operatrice, sia la responsabile di un consorzio, un'albergatrice o altro, la risposta puntuale, mirata, verticalizzata sui suoi bisogni, la sua lettura individualizzata del dato. Quindi la possibilità, attraverso delle domande intelligenti fatte dalla tecnologia, di restituire a ciascuna e ciascuno la risposta di lettura del dato che le serve. È fantascienza, abbiamo visto tecnologicamente non lo è a condizione di capire il tandem. Veniva detto prima dal professor Baggio e altri, questa tecnologia da sola è stupidissima. Gli informatici di 50 anni fa dicevano garbage in, garbage out, e non è meno vero adesso, è ugualmente vero adesso. Quindi se tu fai dei prompt stupidi, ma hai delle domande strategiche stupide, otterrai delle risposte stupide. Quindi oggi, come ieri, come l'altro ieri, probabilmente speriamo anche domani mattina da umanisti, la sfida è quella di trovare dei tandem intelligenti tra l'intelligenza degli esseri umani e l'intelligenza di queste macchine, che sono potentissime, ma di loro sarebbero stupidissime. Chiudo con un'applicazione possibile sulla quale stiamo lavorando oggi o comunque domani mattina. È un'applicazione che guarda ai movimenti delle persone all'interno del tessuto urbano. Da tempo, grazie alla collaborazione con l'istituzione comune, raccogliamo in maniera anonimizzata i dati di movimento delle persone. Come funziona? È pervasiva su Bologna capoluogo la rete civica. La rete civica parla con ogni dispositivo che circola sul territorio, che fa delle query, fa delle chiamate al sistema iperbole di rete civica. I dati relativi a questi movimenti, debitamente ripuliti a partire dal separo i residenti dai turisti, sono un mare di dati rilevanti che noi per il momento stiamo guardando a manona, ad occhione umano, ma che in collaborazione con l'Università di Bologna stiamo studiando per trasformare in network analysis che ci dica delle cose predittive sui comportamenti delle persone. Grazie. Grazie Giovanni, molto interessante, grazie. Anthony, lascio anche a te qualche... No, ti faccio intervenire a questo punto, lascio il professore per chiudere con me questa sessione, quindi prego. Buon pomeriggio, grazie. Buon pomeriggio a tutti. Allora, giusto qualche passaggio anche alla luce di alcune delle cose che sono state dette senza ritornare, anche se un tema di quello di cui parlavi Giovanni, il fatto di dire all'operatore do già quello che lui vorrebbe o l'ideale, secondo me anche in occasioni come queste, ma più in generale quello che l'operatore, cioè se lui già vede quello che si aspetta, probabilmente perdiamo un pezzettino. Lì probabilmente anche dargli un'informazione in più che lui non si aspetta, che non ha già in mente di volere, perché così può imparare anche qualcosa di nuovo, altrimenti stiamo dentro i confini di quello che già ci aspettiamo che ci può rispondere l'osservatorio senza magari scoprire che oggi c'è una nuova correlazione tra la spesa o le DR che io non avevo già pronta, e quindi probabilmente anche questo, come occasioni come queste, ci fanno magari ascoltare dei temi che non sono dentro i nostri confini abituali, ma ci permettono di imparare qualcosa di nuovo, altrimenti un po' quasi visto che il tema chiave, insomma, mainstream di intelligenza artificiale è alimentata da quello che è già esistente. Invece abbiamo bisogno probabilmente anche di
qualche pezzettino in più di informazioni che non sapevamo che ci sarebbero interessate, o di alimentarne e costruirne anche di nuove. Quindi questo, insomma, come idea lato osservatorio, di presentare anche, ripeto, non dico magari randomica, ma davvero qualcosa in più, non già quello che uno si aspettava. Parto con questa slide, visto il tema un po' di oggi. Sono come rete Smartland, poi per chi ha voglia di approfondire torniamo a illustrarvela, ma per rimanere compatti sui tempi, siamo una realtà, diciamo così, una rete innovativa collegata al Veneto, ma che si espande sia nei suoi interessi che nelle collaborazioni anche di fuori del Veneto. Abbiamo siglato di recente una collaborazione con il cluster dell'Emilia Romagna, che fa più o meno le stesse cose proprio per uscire dai nostri confini anche con temi nuovi, anche se molti sono comuni, e quindi che poi ha al centro soprattutto le imprese, ma dentro a tutte le accademie, tutte le università, le, diciamo così, associazioni di categorie, e prova a lavorare soprattutto sugli aspetti innovativi, quindi qualcosa che probabilmente si deve sperimentare, si deve provare, cose che già forse non ci sono sul mercato, e come tutte le sperimentazioni, alcune subito trovano terreno fertile, altre probabilmente hanno bisogno di tempo, un po' come si diceva, 2 anni ci abbiamo cominciato a lavorare, anche con la pazienza e il tempo di progetti di ricerca e innovazione, e di dare il tempo che poi, diciamo così, possono essere realizzate. Qui vi mostro solamente alcuni temi, perché noi ascoltiamo gli aderenti, la parte sono circa un centinaio, poco più di 100 che aderiscono alla rete di varia tipologia. Proprio ieri ne abbiamo fatto anche un altro, e in cui proprio c'era il dialogo davvero tra realtà diciamo così, dell'ospitalità, del ricettivo a cui siamo più abituati, e magari produttori innovativi di software, di sistemi all'interno, e a partire da una domanda, da un tema che era uscito, hanno cominciato a dialogare, e quindi cerchiamo di poi portare, diciamo così, a focalizzarsi su alcuni aspetti, perché magari si possa fare, e qui c'è una parola di condivisione, diciamo così, visto che magari le istanze sono comuni a tipologie di aziende, di fare un passo in più. Qui vi mostro solamente, rispetto a dei temi che erano entrati, che avevamo qualche mese fa, qualcosa che, vedete, nella parte alta di destra non c'è nulla di, diciamo così, scientifico e di ma è proprio di percezione di quello che ci stanno dicendo, di temi che oggi sono più importanti rispetto ad altri, che non vuol dire che non lo siano, ma forse oggi nell'agenda, se devo metterli in ordine, sono più alti. Vedete in alto con l'identificazione di processi automatizzabili. Quasi adesso le imprese del turismo ci chiedono: da dove comincio? Dove posso cominciare ad automatizzare delle cose, a facilitare, a ridurre l'impegno che oggi faccio magari manualmente nel fare delle attività? Poi c'è un tema di AI, visto che è il tema del panel, sullo liberare un po' di attività non retribuita, e in maniera più semplice magari possono essere i primi chatbot che rispondono alle prime domande, che cominciano già a filtrarmi un po' di lavoro e mi fanno poi concentrare come operatore, come professionista, sugli elementi e sui passaggi dove posso portare valore. Vengo sulla parte sinistra, si è parlato di predittiva, la leva che sembra essere più interessante oggi, almeno da quello che rileviamo noi, poi per confrontarci, insomma, ci sono occasioni qui o anche successivamente, più che, cioè, proprio sul tema di costi, di riduzione di costi, quasi alle imprese nella predizione di quello che avverrà, se riusciamo a dialogare con loro facendogli capire dove possono risparmiare dalla predizione, o controlli o riduzioni, allora è lì che più facilmente quasi ci danno retta e ci dedicano del tempo rispetto alle attività ordinarie in regioni come il Veneto, in cui comunque abbiamo pochissima stagionalità, cioè si lavora praticamente quasi tutto l'anno. Quindi questi sono un po' i temi, oltre a quello del personale, con le AI, e qui potrebbero essere i nuovi progetti su cui partiamo, di gestire un po' delle richieste di flessibilità del personale, che non è solamente di turni, ma magari anche con delle cose nuove che oggi, con cui non siamo abituati a interagire tra forza lavoro e, diciamo così, offerta turistica. Questi sono un po' diciamo così, di temi in generale. Vi mostro un esempio rapido, anche se a livello di aderenti, diciamo così, dicevo quel centinaio di aziende. Questo in realtà è un progetto collegato a finanziamenti INES, quindi PNR di ricerca, di 2 aderenti, in questo caso c'è sia Risposte Turismo che Almaviva, la parte Digital Tech. Si parlava di destinazioni, prima Andrea stamattina ne parlava, mi mostro giusto qualche esempio di una realtà, in questo caso è il Veneto, quindi è il Cavallino, con i flussi verso Venezia, con per chi conosce un po' l'area, la zona, dei vincoli di accessibilità per arrivare in questa destinazione. Allora qui cosa stiamo cercando di capire? Non solamente le relazioni tra i flussi turistici, quindi le variabili magari Istat che vengono misurate, e sicuramente una parte di questo progetto si alimenta anche dai dati dell'osservatorio, con cui cerchiamo di fare dei passetti sperimentali in più, come dati Mastercard, varie fonti, ma anche delle fonti a volte anche un po' sperimentali. Ci siamo fatti, tra virgolette, in collaborazione con i partner, aprire, diciamo così, la bigliettazione di ATVO, per esempio, o anche di ACTV, che in virtù di questo progetto sperimentale ha cominciato ad aprire dei dati che non dà abitualmente, ma anche per non solo cultura del dato, ma cultura della condivisione del dato, con i limiti, con le anonimizzazioni, ma imparare che non è così, diciamo così, un
un limite alla propria competitività aprirsi a delle riflessioni successive. Variabili controllabili o anche variabili, diciamo così, non controllabili dagli stakeholder di destinazione. Qui faccio vedere giusto uno spunto, due, di cosa avviene. Parlavamo prima di dato, di granularità. I puntini neri, adesso non entriamo nel punto, anzi vi invito tutti, quando presenteremo ufficialmente poi questo progetto lato risultati, dati neri sono magari, non è sufficiente il dato disponibile, quindi non sempre ho dato con tutte le fonti, diciamo così, a mia disposizione, mentre quelli rossi e verdi sono correlazioni più interessanti o al contrario negative, e poi si va ad approfondire. Lì c'è la data analysis, cioè l'AI mi aiuta a capire dove andare a focalizzare, dove sta avvenendo qualcosa che scosta da quello che mi aspetto, e lì poi vado ad approfondire e trovarmene le ragioni. Non vi mostro, ma c'è un elemento di cluster, ne parlava prima Stefano, di clusterizzazione, all'interno di questo identificando anche dei cluster per poi ragionare. Lì può diventare o perché mi rendo conto che il tipo di cliente che ho in un certo periodo, in una zona che spende in un modo, fa delle attività, e quindi poi dalla clusterizzazione fare dei pezzi successivi. Chiudo Stefano solo per due cose. Uno, un tema di domande. Si parlava prima veniva citato del fatto di non dire, forse lo diceva Edoardo, di generare delle domande nuove, dare delle risposte, ecco, creare il prompt giusto. Ecco, qui il tema, grazie alle AI, possiamo anche avere delle evidenze di domande che non ci siamo ancora poste, di risposte che non stavamo cercando. Cioè qui le AI, nella parte più sperimentale naturalmente, ci fa notare delle correlazioni che non sono quelle attese. Molti di quelli che sono qui sono più curiosi, più attenti, più studiano, diciamo così. Ecco, qui abbiamo un po' una selezione di test anche più curiosi. Ecco, le AI probabilmente anche nella ricerca mi fa notare delle cose che non sono tesi un po' di là, no? Devo dimostrare questa tesi, quindi trovo i numeri. No, fa venire fuori degli argomenti nuovi, delle cose che non ci aspettavamo. Ecco, qui sta tanta potenzialità innovativa dell'uso delle AI nella parte di dati, che forse è molto più difficile da spiegare, ma che ci può far fare un altro pezzettino in avanti. Lo scrivevi, intelligenza turistica, che mi sembra molto interessante, che si allena anche in occasioni come questa. Un'ultima cosa, solo ringrazio che edizione numero 9, se pensiamo a 9 anni fa, cosa è cambiato i temi, anche le parole che usiamo. Adesso prompt è qualcosa, l'anno scorso probabilmente cos'era il prompt, invece oggi siamo, almeno i presenti che sono, ripeto, già un pochino più avanti in curiosità e sensibilità, più attenti a certe parole nuove, quindi merito a chi ha lanciato 9 edizioni fa e di continuità, e speriamo come Smartland di continuare non solo a essere, ma a sostenere verso 10 e oltre, perché scopriremo sicuramente cose ed elementi nuovi. Grazie. Grazie a te, Anthony, grazie. Nicola, lascio a te la chiusura di questo panel portando il tuo punto di osservazione all'università. Buongiorno a tutti. Io porto la mia esperienza di didatta in questo caso, quindi di formatore verso le nuove generazioni che dovranno poi analizzare questi dati e creare questa cultura del dato. E vi porto due esperienze fatte proprio recentemente. La prima all'interno del Master Turismo 4.0, che è dell'offerta turistica, che ha per quest'anno presentato un laboratorio proprio sull'intelligenza artificiale. E l'obiettivo era quello di far utilizzare questi modelli linguistici. Avevamo Lucrezia, chiaramente giocando in casa, avevamo Lucrezia e ChatGPT, per analizzare poi i dati di cui avevamo sentito parlare, del Friuli, del Veneto e della Toscana, in particolare con un esempio di alcune città. Quindi abbiamo chiesto agli studenti fondamentalmente: fate le domande giuste a ChatGPT o a Lucrezia per analizzare questi dati. E ognuno in gruppi si sono organizzati per dare istruzioni giuste per essere aiutati nella lettura dei dati. Allora, capite, i nostri studenti non vengono da facoltà scientifiche, hanno un percorso magari legato più ai beni culturali, a scuole di scienze umane, quindi hanno una iniziale resistenza al mettersi a tuffarsi nei dati stessi, perché spaventano fondamentalmente. Abbiamo parlato fino adesso di questo problema. Come fare a superare la barriera iniziale verso l'avvicinarsi al dato, che vuol dire la preparazione del dato per l'analisi e poi il trovare la domanda giusta da fare e finalmente l'interpretazione. E i risultati sono stati interessanti perché gli studenti sono messi a dare il prompt, vedere che questo non funzionava, riprovare il prompt, e hanno trattato fondamentalmente questi modelli linguistici come instancabili operatori a cui potevano chiedere e richiedere finché l'analisi non era quello che si aspettavano. Forse ci avrebbero messo di meno a imparare a usare i loro stessi strumenti tipo Excel o MATLAB, ma non l'avrebbero mai fatto molto probabilmente. Questo ci ha aiutato a far superare lo scoglio iniziale verso
l'analisi di dati, sapendo che non erano loro esattamente a dover fare il programmino, qualcuno l'avrebbe fatto sbagliando, e questo gli ha anche insegnato a usare bene e non fidarsi troppo della prima risposta di modelli linguistici. E quindi fondamentalmente il primo aspetto positivo è stato quello che tutti quanti hanno fatto una bella relazione su come i dati raccontavano Cividale, Verona e così via. E anche chiaramente una conoscenza migliore di come funzionano questi, diciamo, di come funzionano forse non a tanto, ma di quali possono essere i limiti e le potenzialità di questi modelli linguistici. E anche questo ha consentito loro di focalizzarsi verso i risultati, perché il lavoro sporco, anche questo abbiamo sentito parlare del lavoro più ripetitivo, di provare, riprovare, era stato demandato ad altri. E però alla fine di questo laboratorio il problema, tutto sommato, che un po' permane in genere, è che c'è stato questo accento molto forte sui modelli linguistici, questi large language model, o intelligenza generativa, eccetera, che dal punto di vista ingegneristico non è esattamente lo strumento ideale per fare un'analisi di dati temporali. Cioè non è lo strumento corretto generare un'intelligenza generativa, è perché, a parte che chiaramente ci sono dei fortissimi costi economici e ambientali in utilizzarlo, è un po' come dire ho una Ferrari e la uso avanti e indietro per il cancello. Posso farlo, ma potrei farlo in modo più efficiente e magari anche organizzato in casa, oltre al fatto che questi sistemi molto, molto potenti, molto grandi, hanno dei costi di integrazione con i nostri modelli che saranno sempre più crescenti, perché adesso li paghiamo poco. Sappiamo perfettamente che questi grossi operatori OpenAI, eccetera, sono ancora in perdita, non si è ancora trovato. Quindi alla fine o ci faranno pagare questi sistemi oppure ci chiuderanno questi sistemi. Quindi l'idea di essere un po' autonomi nel elaborare i dati dal punto di vista didattico deve essere perseguita. E poi soprattutto l'idea, un strumento generalista che non posso controllare, che non posso addestrare, lo vedo preaddestrato e gli do i miei dati e se non funziona bene non posso che provare a tentativi, un po' alla cieca, cambiare i prompt per trovare quello giusto, anche qua didatticamente forse non funziona bene. Allora metto il cappello da ingegnere e qual è il modello di AI che funziona meglio? Quello è Deep Network, è questo autoencoder long short term memory, che è fatto così. Quando l'ho fatto vedere agli studenti, oddio, cosa devo fare? Perché effettivamente l'idea di crearti tu il tuo modello di deep learning, addestrarlo, è al di fuori, già è un'altra corte di studenti della magistrale, studenti che hanno scelto un corso di data processing e databases, quindi già diciamo orientati verso i dati, ma spaventati dall'idea di doversi creare il loro modellino, che è alla portata di tutti in realtà. Perché questi modelli non hanno bisogno di milioni di dati di addestramento e tutto sommato con un piccolo software in casa, TensorFlow o MATLAB, possono essere realizzati. E quella è stata l'idea, che un'architettura di questo genere alla fin fine è qualcosa che comprime i dati, li riespande e voglio che il dato in uscita sia uguale a quello d'ingresso, tutto sommato è comprensibile. Una lezione e gli studenti capiscono cosa vogliono fare, solo che non capiscono come farlo. E qua allora ritorniamo con l'idea, ti ridiamo in mano uno strumento generativo a cui non chiederai di analizzare i dati, ma chiederai di generare il programma che ti servirà ad analizzare i dati. Il corso era basato su MATLAB, che è un linguaggio di programmazione ad alto livello, che già conoscevano, e quindi la domanda che dovevano fare era: creami il software perché mi possa fare il mio modello di autoencoder long short term memory, e l'hanno realizzato. I dati sono le nostre serie storiche, per fortuna che siamo circondati, Veneto, Friuli, Toscana, i dati li avevamo, nel master gli insegniamo che è importante utilizzarli, hanno dovuto anche imparare come prepararli per questo sistema e abbiamo detto ok, adesso fate i prompt per creare questo modello ed è stato realizzato. Hanno realizzato il loro modello di autoencoder che può analizzare i dati, può fare previsioni sui dati oppure rilevare errori sulle serie storiche. Un modellino, diciamo, cioè siamo sempre a livello così, 8 ore di corso, non è che adesso lo vendiamo domani, adesso all'uscita trovate il QR code per scaricarlo, però è un passo avanti, è creare la cultura del fatto, ok, io posso, diciamo, mungere dalla California la tecnologia e fare quello che gocciola, posso utilizzarla, ma poi ho anche le competenze per realizzare io la tecnologia, non riuscirò mai ad avere
quell'enorme potenza di calcolo che serve, ma tutto sommato a me, il mio modello che analizza i dati, il fatto che posso anche parlare di Shakespeare in giapponese non è che mi interessa. Tutto sommato, quello che mi interessa è una piccolissima parte, per cui tra l'altro il modello non è neanche nato per fare questo. Quindi, per concludere, abbiamo avuto risultati molto positivi. Quali sono stati i risultati negativi? Perché ovviamente ha funzionato, eccetera, solo che alla fine ci siamo scontrati col fatto che questi sistemi qua non sono così perfetti, programmano ancora malino, così come analizzano malino. Saremmo stati noi a fare mali prompt, molto probabilmente, però è stata una grande fatica da parte del docente riuscire a seguire e a mostrare dove c'è l'errore, eccetera. Però, tutto sommato, devo dire che ha funzionato nella creare negli studenti il fatto che sia possibile analizzare i loro dati a livello da crearsi il loro modello per analizzare i dati. Grazie. Grazie.